appuntamenti di mercoledì 24 giugno, inaugurazione dell'Infiorata realizzata dalla Proloco Valgraveglia, Statale di Ne, inizio alle 11, pomeriggio e sera intrattenimento musicale con Roberto Rossi. A Recco alle 12 c'è l'inaugurazione della rotatoria verso Camogli con la nuova installazione artistica realizzata in ceramica da Marina Rizzelli e Deborah Massone. È stata inaugurata la mostra Il valore del vero a cura di Michele Clerico, Luisa Gonnella e Stefania Sammarchi. Nella Galleria Grasso si può visitare da lunedì a giovedì dalle 16 alle 18.30 e da venerdì a domenica anche dalle 10 alle 12.30. A Casazza Ligure prosegue la sesta edizione del Festival Letterario Fracchia. Alle 18 all'Auditorium di Villa Sottanis la presentazione del libro Dura Madre di Erika Cassano. Alle 19 nel giardino adiacente alla villa aperitivo e musica del pianista Andrea Pulpani. Dalle 18 alle 23 c'è la prima serata del torneo dei campanili al campo dell'Agricola di San Pier di Canne a Chiavari per le annate dal 1998 al 2009. In occasione delle feste patronali di San Giovanni a Cicagna, l'associazione Il PIF organizza la presentazione del libro La mia pedagogia di Giovanna Noto nel giardino dell'ex asilo di Viale Italia, l'inizio alle 21. Nella chiesa di San Bernardo a Seste Levante c'è il concerto del duo Cala Calamaro, chitarra e violino che eseguono musiche di Paganini, Sivori e Bach, inizio alle 21.15.